Ed eccoci appunto all'interno dell'ultima battaglia, come dire il nostro ultimo schieramento nei riguardi di questa bella cittadina nemica. Abbiamo disponibili poche unità di rinforzi, potete vedere che gli avversari hanno proprio attaccato la nostra cittadina fino all'ultimo. Però ragazzi, io combatterei anche questa bella battaglia, poiché ci troviamo appunto nei pressi della nostra capitale. Forse combattendola riusciremo ad avere anche un aiuto in più, una forza in più per riuscire a gestire meglio la situazione. Avete visto come appunto il nostro grande generale si è ritrovato pronto appunto con la monetina in bocca per darla al nostro grande Caronte, per portare la sua anima dall'altra parte del fiume. Però sicuramente quella battaglia che abbiamo combattuto potevo combatterla molto ma molto meglio, però purtroppo non ci sono riuscito. Allora vediamo un pochettino. Gli avversari, prima di riuscire a sconfiggere un portone del genere, dovranno perdere tantissime unità, quindi vediamo un pochettino. Allora io posizionerei i nostri opliti pronti, come mi avete detto, di fronte al portone, però sicuramente devo capire da che parte arriveranno, ragazzi. Quindi vediamo di metterci intanto da questa parte, vediamo un pochettino. Ah, ecco l'esercito avversario arriverà certamente da quella parte. I nostri rinforzi arriveranno pure da quella parte, però dobbiamo riuscire a fare qualcosa. Allora vediamo di mettere i nostri uomini qua su con questi frombolieri, per riuscire quindi a contrastare gli avversari come meglio possiamo. Ok, benissimo. Le nostre unità, le nostre milizie oplitiche con il nostro generale cercheranno di eliminare questi dannati. Vediamo di posizionarci proprio anche noi qua su con una nostra anzi, più che altro ci posizioneremo qua in basso e cercheremo di sfruttare questa altezza con i nostri uomini qui dietro per colpire i nemici. La nostra plebe e gli ultimi uomini rimasti cercheranno di appunto rimanere da queste parti e iniziamo la nostra battaglia, ragazzi. Potrebbe essere davvero molto interessante. Ecco appunto i nostri grandi uomini che si stanno appunto avvicinando. Eccoli qua, i nostri grandi rinforzi, però purtroppo sono arrivati dalla parte sbagliata. Ecco che appunto gli avversari forse non li hanno visti, stanno procedendo con le scale. Eccoli, abbiamo altri frombolieri qui nelle nostre retrovie. Intanto abbiamo anche altri ottimi frombolieri appena svegli. Eccoli qua. Allora ragazzi, fermi con queste unità qua dietro, che forse possiamo fare del male ai nemici. Non credo di vincere la battaglia, però possiamo causare dei danni. Allora attenzione, le nostre unità sono pronte, frombolieri pronti. Forse ci hanno visto, ancora no, siamo nascosti nell'ombra, ragazzi. Eccoli che arrivano con le loro scale, uomini liberi di leva. Vediamo adesso di farli fuggire immediatamente. Anzi, io direi di condurre qua su un'unità appunto di uomini combattenti, ovvero di milizia oplitica. Ok, eccoli. Anzi, visto che stanno appunto tentando, io direi di portarne 2. Perfetto. Queste unità sono proprio pronte. E intanto i nostri frombolieri iniziano già a vedere gli avversari e probabilmente inizieranno a far fuoco. Grandioso, stanno iniziando quindi ad aprire il fuoco direttamente da questa parte. Ed ecco che iniziano a colpire gli avversari. Sono appunto 16 uomini, ragazzi. Se riuscissimo a colpirli immediatamente con tutta questa nostra unità d'attacco, li manderemo proprio in fuga. Quindi iniziamo, ragazzi, con la nostra modalità di attacco aumentato. Eccoli, dai, vediamo se possiamo farli fuori. Forza, amici miei, vediamo se possiamo gettarli al tappeto. Vediamo se possiamo colpirli immediatamente da questa parte. E che sono davvero molto rompiscatole, perché come potete vedere hanno le scale davanti e forse non riusciremo a colpirli nella maniera adeguata. Ancora tentano appunto di avanzare anche dall'altra parte altri uomini liberi di leva. Intanto tentiamo di colpirli appunto dalle retrovie. Ancora la nostra mitragliatrice dall'altra parte, vediamo un pochettino. Purtroppo non stiamo riuscendo a colpirli, quindi necessariamente ci dobbiamo fermare. Potete vedere, ragazzi, che le scale creano davvero una sorta di scudo che potrebbe creare dei problemi ai nostri uomini. Quindi i nostri frombolieri li posizioneremo da un'altra parte. Vediamo di metterli appunto magari da questa parte. Posizioneremo le nostre grandi unità, i nostri grandi combattenti con lancia. Eccoli qua, anche le nostre spade, la nostra plebe. Vediamo di farla salire immediatamente qua su. Ok, vediamo di fuggire un attimino con le nostre unità. Avanti, ragazzi, vediamo di muoverci, avanti un pochettino, vediamo di scappare. Ok, ecco che stanno appunto tentando una sorta di attacco diretto da questa parte. Intanto le nostre truppe sicuramente cercheranno di fare del loro meglio. Eccole appunto, stanno tentando l'assalto. La nostra plebe si sta appunto incamminando verso la parte superiore anche con queste altre unità. Vediamo se riusciamo a eliminarli. Ed ecco che inizia il combattimento diretto. Eccole appunto, i nostri uomini stanno tentando un attacco. Vediamo se possiamo mandarli giù, ragazzi. Vediamo di mandarli giù da questa parte. Altri frombolieri pronti. Vediamo se riusciamo, ragazzi, con i nostri frombolieri a scendere appunto al piano di sotto.
Dobbiamo arrivare al piano di sotto. Ecco, la prima unità già è andata. Possiamo gettare a terra queste scalappioli tipo il fosso di Helm, ragazzi. I nostri frombolieri non devono essere toccati, sono importantissimi. Ecco che sale anche la nostra plebe. Attenzione, frecce dall'altra parte. L'esercito ancora è fermo lì. Ok, ecco che salgono. Vediamo di ingaggiare un ottimo combattimento qua su, sulle mura. Attenzione, ecco i nostri frombolieri che stanno scendendo. Ok, perfetto. Il nostro generale darà una mano anche al piano di sopra. Eccoci qui. Combatteremo anche da questa parte. Non salite, maledizione. Vediamo di spingerli giù, ragazzi. Eccoli che arrivano. Eccoci. Stiamo combattendo in maniera concreta con questi maledetti. Attenzione. Intanto il nostro generale cerca di salir su. No, ragazzi, statevi fermi un attimo. Dobbiamo riuscire a sconfiggere queste prime unità. Ecco che si muove la macchia nemica. Eccola che si muove. Eccola che si muove. Adesso con queste unità dobbiamo riuscire ad eliminarle. Allora, portiamo i nostri uomini qua su. Qua su. Perfetto. Vediamo di spingerli appunto giù. Perfetto. Queste unità cercheranno di salire da questa parte. Cercheremo di contrattaccarli proprio da un lato. Va bene. Intanto si beccano sempre nuove frecce. Ok, ma queste scalappioli non possiamo gettarle giù, maledizione, proprio nulla. Allora, io direi, ragazzi, di rimanere proprio qua in alto, perché con questa formazione forse riusciamo ad essere più combattenti, più combattivi qua su. Attiviamo la nostra falange oplitica. Il nostro generale è anche pronto a sconfiggere gli avversari. La nostra plebe, eccola qui, perfetto. I nostri grandi frombolieri stanno appunto per salire al piano superiore. Avanti, ragazzi, saliamo qua su. Vediamo di salire immediatamente. Avanti, vediamo se riusciamo a muoverci. Maledizione, sono stato un pochettino lento. Ancora, procedono in avanti. I nostri uomini nascosti ancora là dietro. Forse sono molto... come dire... Possiamo sfruttare questa occasione. Ecco che appunto i nostri frombolieri si ritrovano già qua su, ragazzi. Pronti a ingaggiare. Da questa parte quello che resta della nostra unità di schermagliatori. Eccoci, forse ho sbagliato. Dovevo collocare un'unità di frombolieri qua giù. Va bene. Eccoci. Eccoci che arrivano. Intanto i nostri uomini qui forse inizieranno a ingaggiare i nemici. Vediamo un pochettino. Eccoli. Attenzione, ragazzi, attenzione, attenzione. Missile infantry at your command. Javelin men. Hold your orders. Andiamoli via. I nostri frombolieri qua giù. I nostri uomini stanno correndo. Ma dove vogliono andare appunto? Perché se ne stanno scappando appunto da questa parte? Ah, ecco, vogliono probabilmente distruggere il portone. Meno male che le nostre grandi torri stanno continuando a far fuoco. Qui stiamo procedendo in avanti. Maledetti, maledetti. Stanno bersagliando i nostri uomini migliori. Via di qui. Via di qui. Andiamocene via. Tanto i nostri frombolieri stanno continuando a far fuoco. E questo è un bene. Fermiamoci qua. Ok. Ancora la portata è molto ampia, credo. Vediamo un pochettino. Sì. Perfetto. Questi uomini più presto arriveranno e ingaggeranno. Eccola qui la nostra grande milizia che sta cercando di far perdere tempo. Ok, ragazzi, attenzione che sono appunto girati di spalle. Forse con queste unità riusciremo a dare un pochettino di fastidio. Attenzione che iniziamo già il combattimento diretto. Vediamo se riusciamo ad arrivare dalle retrovie. Eccoci. Queste unità si stanno spostando immediatamente, quindi cerchiamo di seguirli.
Attenzione, anzi un'unità di frombolieri io la lascerei qui per iniziare a bersagliare questi. Ok, altri uomini qui nelle retrovie che stanno cercando di far fuoco. Perfetto, anzi i frombolieri io li lascerei qua, ragazzi. Aspettate un attimino. Allora i nostri frombolieri appunto qua giù per riuscire... No, la plebe cerchiamo di salvarla. Ok, proprio da queste parti. Ok, ecco che inizia appunto il contatto diretto a fuoco, ragazzi. Attacchiamo immediatamente. Vediamo se possiamo attaccare anche con i nostri altri frombolieri. Eccoli che arrivano, gli altri frombolieri dalle altre parti. Eccoli qua, tutti gli altri uomini disponibili che abbiamo, i nostri grandi schermagliatori, vedranno di attaccarli anche nelle retrovie. Perfetto, attenzione ancora, cercano appunto il contatto diretto. Mamma mia, li abbiamo un attimino intrattenuti. Vediamo se possiamo eliminare più uomini possibili. Andiamo, vediamo se possiamo continuare ad attaccarli. Stiamo cercando di perdere un po', di fargli perdere un pochettino di tempo. Ecco che appunto continua il contatto diretto a fuoco. Il nostro muro di Upliti è pronto, con il quadrilatero cercheremo di arrivare. Attenzione ragazzi, cercheremo di avanzare immediatamente. I nostri uomini non ce la stanno facendo. Ecco che appunto partono altre cannonate da parte della nostra sezione superiore. Vediamo se possiamo dividerli in due. Ecco che gli avversari un pochettino sconcertati non sanno cosa fare, ma abbiamo pochissime unità di rinforzo. Vediamo se riusciamo a giungere con queste unità da questa parte. Intanto qua dietro gli avversari stanno cercando di bruciare la porta, però le nostre grandi torri stanno cercando di fare del loro meglio. Io cercherò di eliminare questi frombolieri perché sono davvero rompiscatole alla grande. Attenzione con questa unità qui e con queste unità ancora qui. Ok, cerchiamo di spostarli. Ok, maledizione che non siamo neanche in portata. Va bene, con queste unità qua su cercheremo. Qua non credo che potranno far niente. Purtroppo abbiamo finito le munizioni. Gli avversari stanno fuggendo dall'altra parte. Andiamo, queste unità devono rimanere molto vicine tra loro. Meno male che le nostre torri stanno facendo del loro meglio. Io li sposterei più di qui. Ok, eccoci che ancora tentiamo di braccarli proprio dalle nostre retrovie. Attenzione ancora. Continuiamo l'attacco diretto nei riguardi degli avversari. Cerchiamo di spazzar via questi altri. E il generale nemico è morto, ragazzi. Non so come sto appunto controbattendo gli avversari, però a quanto pare le nostre torri qui davanti stanno riuscendo a fare del loro meglio. Allora io prenderei tutti questi uomini e li scenderei al piano di sotto. Attuerei una sorta di milizia oplitica nella parte bassa per riuscire a controbattere il loro attacco appunto nei riguardi della porta. Attenzione, intanto qui ancora stiamo cercando di inseguire gli uomini nemici. Eccoli qua. Intanto qua le nostre unità li stanno braccando ai confini del mondo. Eccoli, attenzione, ma non so fino a quanto resisteranno. Scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo. Maledizione. Intanto con queste unità stiamo cercando di portare a termine il nostro lavoro. Stiamo cercando di eliminare questi ultimi mercenari. Grandioso, eccoli appunto davanti alla porta che stanno cercando di buttarla al tappeto. Meno male che le nostre torri qui in alto continuano a dar moltissimo fastidio agli avversari. Allora, eccoci qua, stiamo arrivando. Le nostre unità di falange si posizioneranno proprio davanti alla porta e creeranno un unico muro. Quindi prima questa unità qui, in seguito un'altra e dopo il generale. Ok, cerchiamo di arrivare presto. Le nostre grandi unità qua giù. Va bene. I nostri ultimi frombolieri scenderanno da queste dannate mura e lasceranno perdere questa fanteria. Ok, la quale ormai è molto lontana dalle nostre mura. Sicuramente se scapperanno i loro generali scapperanno anche loro. Quindi andiamocene via, scendiamo. La porta è stata appena adesso aperta. Vediamo un pochettino come sta andando. Ancora, meno male, stiamo cercando di fare del nostro meglio. I nostri uomini stanno scendendo qua giù. La plebe pronta a resistere davanti alla porta, come mi avete consigliato. Prima linea. Eccola qua. Prima linea, seconda linea e terza linea. Prima linea, falange macedone. Seconda linea, falange macedone. E terza linea, altra falange macedone. Pronta. Ok. La plebe nelle retrovie cercherà di dare del suo meglio, magari attaccando l'avversario. La formazione è pronta, anche qui nelle nostre retrovie, perfetto. Intanto la porta è davvero molto difficile da gettare a terra. Arrivano i nostri grandi frombolieri, li posizioneremo qua su. Magari avessi avuto l'olio bollente. Ma quanto sta durando questa battaglia, ragazzi? Scusate, ma è molto importante perché con questa battaglia possiamo decidere il futuro della nostra città. Attenzione, intanto i nostri uomini stanno procedendo verso il nostro portone. E meno male, se avessi combattuto questa battaglia automaticamente non so quante unità avrei fatto sacrificare. Le nostre grandi torri stanno concentrando il fuoco sugli avversari, come mi avete detto, ragazzi. Eccola qua la nostra falange pronta ad attaccare.
Eccoli, crepate maledetti. Non riescono ragazzi a mandare in fiamme la porta, perché potete vedere le nostre grandi torri sono riuscite proprio a smistare molto bene le loro unità. Quindi eccoci, arriviamo anche con degli altri frombolieri. Oh, molto bene, stiamo procedendo. Vediamo di aumentare un pochettino la velocità. Grandioso, ecco che gli avversari appunto sono increduli davanti al nostro portone che proprio non prende fuoco, 76%, gli avversari vengono completamente distrutti anche dall'altra parte. Vediamo un pochettino uomini liberi di leva, senza generale sono costretti anche loro a fuggire. Come potete vedere siamo riusciti ragazzi a sconfiggere su un unico fronte la grande quantità di uomini nemici. Vediamo un pochettino da questa parte, adesso usciremo magari all'aperto per cercare di eliminare queste ultime unità avversarie, eccole qui. Anzi, più che altro io collocherei i frombolieri qua su, così, perfetto, tutte le nostre milizie, eccole qua, li bombarderei dall'alto e con le altre unità che abbiamo disponibili conquisterei l'intera città. Ed eccoci ragazzi, potete vedere che la partita è terminata dopo parecchio. Allora, abbiamo perso alla fine proprio perché non avevo più munizione con i nostri frombolieri per contrattaccare gli avversari. E comunque adesso abbiamo fatto fuori, come potete notare, una buona parte di avversari. Rimangono appena 210 uomini nemici che possono essere eliminati molto rapidamente appunto dai nostri uomini. L'insediamento è stato saccheggiato. È arrivata appunto la missione di creare un esercito in questo insediamento a Pulpudeva. Intanto la cittadina di Pulpudeva è ancora disponibile. Cercheremo quindi di eliminare questi altri dannati che si ritrovano da queste parti al più presto. Allora, vediamo di fare quello che possiamo. Cerchiamo di arrivare all'interno della cittadina di Pulpudeva. Eccola qui con le nostre altre unità nelle retrovie. Perfetto, potete vedere che purtroppo ormai la città è stata saccheggiata. Hanno distrutto una buona quantità di edifici pubblici. Però avete visto ragazzi come l'assedio è andato veramente a buon fine. Davvero non so come ho fatto, ma sono riuscito anche con molta abilità a tenere gli avversari lontani. E adesso sicuramente nel prossimo turno ci lanceremo nell'attacco diretto di questi Carnix ululanti nella cittadina di Pella. Adesso vedremo di migliorare immediatamente il campo di adunata. Cercheremo di creare il campo di Pierici, ok, scusate, di Perieci, eccoli, l'arruolamento di arcieri e di o addirittura no, caserme di Olosideros, sblocca l'allenamento di cavalleria cittadina, sarissa, picchieri, ok, potrebbe essere davvero molto utile. Quindi una caserma del genere in 3 turni verrà creata da queste parti. Abbiamo ancora altri soldini disponibili per arruolare qui giù un'altra unità di opliti e una di frombolieri. E adesso ragazzi l'esercito ormai è stato distrutto, il volere di Andraste avete potuto appunto vedere come è crollato. Certamente un assedio del genere non potevamo farcela, e anche le aquile di Zeus. Passiamo il turno e vediamo quello che possiamo combinare. Intanto la cittadina di Pella non ci sono particolari problemi, comunque cerchiamo di passare il turno. Allora, avete visto ragazzi veramente che assedio strano, davvero non ce l'ho fatta. Però il mio errore è stato non vincere la battaglia in campo aperto, eravamo pari di unità, però sicuramente avevo la plebe che non è che era un vero e proprio combattente. Però avete visto che abbiamo fatto fuori ben 1300 uomini, li abbiamo attaccati di lato, i nostri uomini continuavano a tirare pietre, frecce, però non ce l'abbiamo fatta alla fine. Comunque l'assedio alla fine ci ha dato, come dire, un pochettino ragione. Le mura sono fondamentali per la vittoria. Intanto, come potete vedere, il nostro agente è appena stato ristabilito e con il nostro grande esercito finalmente i nostri campioni di Nike cercheremo di attaccare gli ultimi uomini nemici. Eccoli qua, e appunto maledetti cercano sempre di scappare. Adesso vediamo di farli a pezzi. Ragazzi, i prigionieri che riusciamo ad ottenere verranno giustiziati immediatamente. Eccoli qua nella foresta rada con una risoluzione automatica dell'assalto. Perfetto, vediamo di appunto vincere in maniera proprio aggressiva, di eliminare questo ultimo esercito e mandarlo al tappeto completamente per tutto quello che ci hanno fatto passare. E i prigionieri che otterremo i 16 prigionieri verranno immediatamente uccisi. Perfetto, il nostro grande generale è riuscito a ottenere grandi possibilità. Eccolo qui, vediamo di renderlo come al solito sempre autorevole, se non lo è già. Ok, eccolo qui, autorevole. E rientreremo immediatamente in città per ripristinare l'ordine pubblico che c'era una volta. Creeremo nuovamente una bella cittadina con 600 unità, 600 monetine. E per adesso abbiamo tanto cibo ragazzi, quindi io direi di smantellare questo vecchio alloggio dei viaggiatori in qualcosa di più utile, come una caserma di combattimento. Abbiamo addirittura un terreno non sviluppato, espanderemo la città e cercheremo adesso di capire che cosa combinare. La nostra spia ritornerà in territorio nemico. Qui le unità ateniesi se ne sono andate. Potete vedere che, attenzione però all'esercito dei figli di Rea che stanno collocando qua giù, però noi abbiamo dei soldi che sono in grado di creare qualcosa di interessante per eliminare gli avversari. Però intanto con questa nostra spia
via, cercheremo di dar fastidio nell'accampamento. Allora, appicchiamo un incendio nell'accampamento preferito degli avversari, vediamo se possiamo farcela. Attenzione, la nostra spia probabilmente nel prossimo turno lo farà. Allora ragazzi, mi raccomando, aspetto sempre i vostri consigli. A Pulpudeva la situazione è questa, vediamo cosa possiamo fare a livello di organizzazione e anche a livello di infrastrutture, perché dobbiamo necessariamente contrastare le altre armate che si stanno appunto per avvicinare al nostro territorio. A Pella stiamo per effettuare questa miglioria, io direi di creare un'altra bella unità di picchieri di leva, altre 2 unità più un'unità di frombolieri, creeremo un esercito così maestoso che non sapranno neanche più che pesci prendere. Ok ragazzi, bene, siamo arrivati a un punto molto importante. Qui vediamo se possiamo fare qualcosa. I nostri RDA sono molto amichevoli. Perfetto, un'alleanza militare ancora a probabilità bassa con i triballi, proviamo l'alleanza difensiva, eccoli qua, vediamo di tentare un'alleanza di questo genere, moderata, vediamo ragazzi, forse riusciamo a essere in grado di concludere, eccola conclusa, perfetto, hanno accettato la tua offerta, col passare del tempo saremo in grado di migliorare le relazioni, magari di lanciarci in qualche bell'accordo, addirittura anche commerciale, vediamo un pochettino, moderata, 61 come valore previsto. Attenzione, hanno accettato anche questa offerta. Perfetto ragazzi, adesso abbiamo anche del piombo e un ottimo rapporto in più. Mi fa piacere che siamo riusciti a respingere i nemici su 2 fronti, però ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay ragazzi, vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare. Ciao a tutti.